La chiamavano paralisi agitante nel 1817, oggi ha un nome preciso, la malattia di Parkinson, che deve la sua scoperta all'omonimo medico che per primo la individuò. Tanto ha fatto la ricerca e tanto resta da fare per questa patologia che colpisce 4 milioni di persone in tutto il mondo. 700 esperti neurologi internazionali si sono trovati oggi al Palazzo della Gran Guardia in occasione del bicentenario della scoperta del morbo per fare il punto. Tutt'altro che casuale la scelta di ospitare l'appuntamento a Verona, infatti Scaligia è l'unico centro regionale specializzato in questa malattia riconosciuto dalla regione Veneto. Certezze e nuove scoperte l'orizzonte al centro della 3 giorni promossa dall'Accademia Italiana per lo studio della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento. Non sono state fatte grandi scoperte, in particolare sulla causa della malattia, ma sono state piccole scoperte che hanno migliorato quello che è la gestione. 15.000 i pazienti affetti in Veneto e 27 ambulatori dedicati, un supporto capillare che si deve però accompagnare all'aiuto dei familiari perché fin da subito la terapia farmacologica deve abbinarsi ad una riabilitativa. Noi dobbiamo soltanto ai familiari chiedere di seguire il paziente e di aiutarlo in quelle che sono le minime difficoltà e in particolare aiutarlo in quello che è un'attività motoria costante.